Dramma nel cantiere di Casale a Vicenza, dove è in corso la costruzione di un depuratore. Nel primo pomeriggio un uomo di 67 anni ha perso la vita nella zona in cui è in corso la realizzazione di un nuovo impianto per l'essiccamento dei fanghi di depurazione. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'operaio, residente in Lombardia, di dove è originario, sia scivolato e caduto da una scala, quindi da un'altezza di un paio di metri, riportando una ferita mortale alla testa. Il magistrato ha disposto l'autopsia per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un malore che ha colpito la vittima. Non ci sarebbero testimoni, ma i colleghi, non vedendolo arrivare nella zona della pausa pranzo, hanno dato l'allarme. L'uomo era dipendente di una delle ditte esterne incaricate dell'esecuzione dei lavori. La UIL Veneta intanto alza la voce e ricorda che il 1° maggio la manifestazione nazionale per il lavoro si svolgerà a Marghera. Oggi al Lido strage sfiorata, ma 4 persone si sono fatte male, poteva essere una strage. E adesso ci è arrivata la notizia di un altro morto sul lavoro a Vicenza. Una strage continua, una cosa indescrivibile. Tutte le istituzioni e i corpi intermedi devono fare qualcosa di più. Dobbiamo ragionare in una maniera diversa. Questa strage deve finire. Nel cantiere, oltre al SUEM, anche la polizia e i tecnici dello Spisal. Viacqua, l'azienda del servizio idrico vicentino, fa sapere che si è messa a disposizione delle autorità per fornire collaborazione e le informazioni necessarie e che in attesa degli accertamenti esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della vittima.